Ideale fino a un certo punto, però lasciarci tanto tempo soli qui ad aspettare, siamo già 2 ore che aspettiamo. Non posso arrivare a casa in tempo, pago abbonamento e mi fa un disagio, sì. Sciopero dei dipendenti ACTV. Gli impiegati dell'azienda di trasporto pubblico hanno incrociato le braccia per tutta la giornata, sia nel settore automobilistico che nel settore navigazione, coinvolte in parte anche le biglietterie. Dai primi dati forniti dall'azienda, l'adesione in mattinata è stata del 59% per quanto riguarda i vaporetti e del 14% nell'automobilistico. Diversi i numeri diffusi dall'Unione Sindacale di Base, che parla di percentuali ben più alte. Fatto sta che sono stati inevitabili disagi per pendolari e visitatori, costretti a cercare alternative a battelli e autobus per muoversi a Venezia, ma anche nel resto della provincia. Se uno fa sciopero è perché vuole creare un disagio e ha probabilmente delle motivazioni giuste dal loro punto di vista, quindi io credo che se uno sciopero non crea un disagio non raggiunge quello che è l'obiettivo fondamentale, quello di far vedere alle persone, all'opinione pubblica che non so, adesso io non conosco le motivazioni, probabilmente rinnovo di contratti, però è inevitabile che sia così. Lo sciopero è stato indetto dalla sigla sindacale USB come forma di protesta in particolare contro il Jobs Act, le privatizzazioni selvagge e le gravi penalizzazioni di un contratto nazionale fermo da ben 8 anni.